sidulars, tratas d'un bruc in canot, las lorcodas di foc s'incrosin sota stelas, las lorcodas di foc s'incrosin sota stelas. Per cui che il meretta e come ho appunto sempre per cui che il meretta si cantava così tanti anni fa inviato con una frammento di Villotta inviato in onore in favore di Leo Zanier e Gianni Ustolin che le ca non sai là ma è stata una colonna della Canzonîr, la famosa che si chiama di spettacolosa. Vinsirata al Friul per tanti anni, stasera tante domande, una serie di nostalgia, c'è il messaggero web, vedersi commossi da tanta visibilità che in 30 anni non avevi mai avuto, non sai se è un buon segno, non si riconosce, no, ma non credi. Per cui benvenga dicevi vinzirat d'impartat a tor parais un discorso e vin pensare che se il caso valesse la pena di tornarsi a Mediadum perché al silenzio assordante che si sente che di sculi attori che ha in sculi da parte del mondo culturale, artistico, musicale soprattutto aveva bisogno secondo di un jazz, di un intervento e da parte nostra se che si può di fare a manco
insomma alle chiste, per cui pensare senza nostalgia, senza fare voglia di tornare in lavoro, gli anni passano e come si vede, ma si è dentro di noi abbiamo questa voglia di continuare di altro, per fortuna c'è stata tanta una roba fatta in casa, mangia foresta e che appunto dice che dà un segno per domani che il lavoro non finirà con noi. Ciacararemo durante la serata e continuiamo a ciacarare attraverso la musica. Vi inviato un prevalente di emigrazione, un onore in favore, qui non la conosco, le cidulas, la tradizione da Ciarnia che finiva dai barrage pleni di frus e già 30 anni fa, quando la cantavi, era già suedata dall'emigrazione, figurati voi. L'emigrazione come movimento drammatico per tanti furlans, per una lunga storia. E Leo Zani anni fa ha scritto un'altra bellissima poesia che si chiama Trapianti e che proprio descrive questo là attorno al mondo, così come che vanno gli samensis da rosis, così anche i furlans e nodome e anche dal mondo. Trapianti.